Signore Gesù, in questo momento abbiamo celebrato, abbiamo ringraziato Te in primo luogo, perché sappiamo, Signore, che tutto questo viene da Te e niente sarebbe possibile se non per mezzo di Te. Ma in questo momento, Signore, Ti preghiamo affinché Tu possa versare ancora qualcosa sulla Tua Chiesa. Vieni a benedirci per mezzo della Tua parola, Dio, a esortarci, a impulsionarci, Signore, a compiere la Tua volontà nella nostra vita. Per questo noi Ti preghiamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Voglio lasciarvi un breve messaggio, sono già le 9:30, quindi non mi dilungherò più del necessario questa sera. Leggerò soltanto alcuni versetti all'inizio della lettera di Paolo a Tito. E oggi voglio portare una parola che non ha un titolo in realtà. Lasceremo questo sfondo questa sera. E solitamente in giorni come questi, no, si parla di ringraziamento, si parla di celebrazione. È giusto parlare di questo negli in casa di questa settimana. Abbiamo parlato di ringraziamento, no? Chi ha partecipato ai nostri culti in casa, abbiamo fatto tutti gli in casa hanno fatto delle bellissime cene di ringraziamento a Dio. Abbiamo parlato di questo, ma oggi non parlerò di questo tema, nonostante forse il giorno sarebbe adatto per parlare di questo. Oggi voglio parlarvi di perché siamo qua, perché lo facciamo, perché continuiamo dopo 21 anni a fare quello che facciamo. E non parlo di me, della pastora Andrea, non parlo dei leader di in casa o di nessun altro di quelli che sono saliti qua sul pulpito questa sera. Parlo di tutti quanti noi, parlo della Chiesa di Gesù. Perché lo facciamo? Per partire in questa predica, come ho detto, leggerò alcuni versetti della lettera a Tito, capitolo 1, i primi 3 versetti. Paolo dice così: Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è conforme alla pietà, nella speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli da Dio, che non può mentire. Egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola per mezzo della predicazione che è stata affidata a me per ordine di Dio, nostro Salvatore. C'è una predica che io predico tutti gli anni, è già da qualche anno che ogni anno porto questa parola, la porto sempre a gennaio, all'inizio dell'anno, anche probabilmente nel 2026 porterò questa parola, perché credo sia un principio molto importante con cui noi come Chiesa dobbiamo cominciare l'anno. È una parola che solitamente intitolo chiamati perché. È una parola nella quale parlo delle motivazioni per le quali noi dovremo vivere la nostra chiamata. Oggi non parlerò tutta questa predica, come ho detto è una parola che porto a gennaio, quindi aspetteremo a gennaio, ma di queste motivazioni ce n'è una che è una motivazione un po' più pratica, e di questo voglio parlarvi questa sera. E è importante definire il perché noi facciamo le cose, perché è il perché quello che veramente ci spinge ad andare avanti. Quando noi facciamo qualcosa, solitamente ci dovremo fare 3 domande. La prima domanda è: che cosa dobbiamo fare? E questo la parola ce lo rivela. Gesù ci chiede, ci dice espressamente che cosa dobbiamo fare. Andate per il mondo, fate discepoli, battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando a loro tutto quello che anch'io vi ho insegnato. Questo è ciò che dobbiamo fare, è il cosa dobbiamo fare. La seconda domanda che solitamente ci dobbiamo porre quando cominciamo a fare qualcosa è il come lo facciamo. Quindi cosa dobbiamo fare? Predicare il Vangelo, andare per il mondo, fare discepoli. Come farlo? E se il cosa è un obbligo che noi abbiamo, il come è un qualcosa che può cambiare. Alcuni possono fare questo
attraverso la lode. Altri possono farlo attraverso la predicazione, altri possono farlo attraverso la preghiera, altri possono farlo attraverso il consigliare, il prendere cura di persone, altri possono farlo attraverso un prendere cura più materiale, più nel sociale. Ci sono tanti modi per fare il cosa, ci sono tanti come per fare il cosa, e questi possono cambiare durante la nostra vita. Non ho fatto passare neanche una foto prima, ma chi è qua da molto tempo sa che io cantavo nel gruppo di lode. Non voglio vedere nessuno ridere là nell'angolo in fondo a destra, ma io cantavo nel gruppo di lode, ragazzi, e che tenore. E oggi non lo faccio più, quindi il come può cambiare, ma c'è un qualcosa che solitamente non cambia, e è ciò che veramente ci spinge a fare ciò che facciamo, e è il perché noi lo facciamo. Per questo motivo oggi voglio parlarvi di una parte di quella predicazione che predico a gennaio, e è uno dei perché che la Bibbia ci lascia, del perché dovremmo fare questo, perché noi facciamo questo. E questi versetti che abbiamo letto di Tito ci definiscono perché Paolo compiva la sua chiamata, perché Paolo viveva, portava il Vangelo, perché Paolo andava a fare discepoli, perché lo faceva. E questo perché che Paolo ci definisce qua è un perché molto pratico. Ci dice: io apostolo di Cristo, per promuovere la fede negli eletti e la conoscenza della verità che è conforme alla pietà, nella speranza della salvezza. Ecco perché Paolo lo faceva, per promuovere la fede, per far crescere la fede nelle persone, per portare fede alle persone, per portare un Vangelo di salvezza, per promuovere la speranza della salvezza nella vita delle persone. E questo perché è qualcosa che noi come Chiesa dobbiamo vivere. Noi dobbiamo vivere perché abbiamo amore per le anime. Noi dobbiamo vivere la nostra chiamata, noi dobbiamo fare l'essere Chiesa, noi dobbiamo portare il Vangelo perché abbiamo compassione per le anime, perché sappiamo che ci sono persone che oggi non sono salvate, ma che questa salvezza, questa grandiosa salvezza, come c'è scritto nella lettera agli Ebrei, è disponibile anche per loro. Ma c'è bisogno che qualcuno si muova per portare questa salvezza nella vita di queste persone. C'è bisogno che qualcuno si muova per portare questo Vangelo, per spargere il buon profumo di Cristo, come c'è scritto. Paolo intendeva questo, diceva: io vivo la mia chiamata di apostolo per portare questa salvezza, per portare fede alle persone, perché ci sono anime perdute. E noi, come figli di Dio, come i chiamati di questa generazione, dovremmo avere lo stesso identico perché di Paolo, perché sappiamo che là fuori ci sono persone che sono perdute. Ci sono persone che alla fine non alzeranno il premio, la ricompensa che Dio darà. E questo può cambiare nella vita di quelle persone attraverso me e attraverso te. È per questo che lo facciamo, per portare vita e vita intorno a noi. È per questo che noi siamo qua oggi. Se tu vieni in chiesa soltanto per passare 2 ore il sabato sera, soltanto per stare con i fratelli qua, soltanto per ascoltare la musica che è meravigliosa del nostro gruppo di lode, hai sbagliato il fondamento della fede cristiana. Noi facciamo questo perché Dio ci ha chiamati. Noi siamo qua questa sera perché Dio ci ha chiamati, siamo venuti qua oggi a celebrare, ad adorare Dio e a prepararci per poi uscire là fuori e portare qua altre persone che verranno a celebrare, ad adorare Dio, che verranno a conoscere la salvezza, che verranno ad avere una vita di fede in Dio, che verranno a essere salvati. È per questo che noi siamo qua e noi dobbiamo cominciare a vivere questo. È per questo che lo facciamo, è per questo che noi abbiamo appena mostrato tutti i vari ministeri, dipartimenti della Chiesa attraverso i loro leader. E è per questo che noi oggi abbiamo tutti questi dipartimenti, perché sappiamo che ognuno di questi dipartimenti, come ognuno degli in casa che noi facciamo, è un modo per promuovere la fede, è un modo per far conoscere il messaggio del Vangelo.
Mi è stato chiesto e mi è stato chiesto da tante persone nel corso di quest'ultimo anno e mezzo: perché dovremmo investire in missioni? Come molti di voi sanno, abbiamo una sorella, oggi non è qua presente, c'era la settimana scorsa, in realtà è poco qua perché è appunto una missionaria, spesso in missione, voleva essere qua oggi ma è in viaggio missionario in Albania, e noi come Chiesa stiamo sostenendo il suo lavoro missionario, la sua opera missionaria. Noi aiutiamo, contribuiamo a lei con le sue spese, perché ha necessità di qualcuno che possa dargli un supporto finanziario per fare la sua opera missionaria. E sapete perché noi facciamo questo? Puoi mettere qua per piacere l'immagine? Non so se voi riuscite a leggere quello che c'è scritto qua. Questo è ciò in cui noi come Chiesa abbiamo seminato in quest'ultimo anno attraverso la vita di Sonia e da qualche mese attraverso la vita di Lucas, che è suo marito. Hanno fatto 3 viaggi missionari, 2 volte in Kurdistan, 1 volta in Thailandia. Hanno fatto percorsi di formazione in Germania e in Albania. Hanno battezzato 3 persone, hanno preparato studenti nella scuola missionaria, 26 nuovi missionari. Attraverso le nostre offerte abbiamo permesso che Sonia preparasse 26 nuovi missionari che porteranno delle cartelline come queste nelle loro chiese e che avranno aiutato altre persone. Hanno preparato persone nella scuola biblica. Ci sono tutti i numeri qua, adesso possiamo stare qua a leggerli tutti quanti, ma vedete come le nostre offerte missionarie hanno contribuito in quest'anno. 3 persone sono state battezzate e solo a questo ogni euro, ogni centesimo, ogni carnet missionario, ogni busta che abbiamo fatto ne vale la pena, perché è un'anima che abbiamo portato a Dio. E forse non l'abbiamo fatto noi attraverso la nostra predicazione, ma l'abbiamo fatto attraverso il nostro supporto a Sonia. E è per questo che lo facciamo. Perché se noi viviamo la nostra vita cristiana, il nostro essere Chiesa, se noi compiamo oggi 21 anni soltanto per ascoltare una lode e cantare, stiamo sbagliando tutto. Stiamo sbagliando la percezione di che cos'è essere cristiani. Noi come cristiani dobbiamo occuparci a fare questo. È a questo che Gesù ci ha chiamato. Non ci ha chiamato per ascoltare una predica o una lode. Non ci ha chiamato, o almeno non solo questo, non ci ha chiamato solo ad avere comunione con i fratelli. Ci ha chiamato a portare vita. Campus missionari, evangelizzazioni al mese, viaggi missionari pianificati per 3 mesi, hanno preparato visti per altri missionari che oggi sono qua a portare il Vangelo. È a questo che è servito il nostro contributo, è per questo che noi siamo qua, è per questo che noi siamo qua. È per questo che abbiamo una chiesa dei bambini, perché sappiamo che anche questo è un modo per evangelizzare persone. Abbiamo saputo testimonianze di bambini che portano in chiesa i loro genitori perché vogliono venire alla chiesa dei bambini. È qualcosa di meraviglioso. E è per questo che in quest'ultimo anno abbiamo cominciato il Be Brave e il Be Brazer, per portare ad avere le donne più una conoscenza e una coscienza più forte di chi sono come donne cristiane e gli uomini come uomini cristiani. C'è una ricerca che ho già parlato spesso di questa ricerca nei culti degli uomini. Pensate, noi abbiamo la chiesa Kids e è influente, è una chiesa evangelica la nostra chiesa Kids, ma secondo una ricerca statistica che è stata fatta, quando un bambino si converte, la sua famiglia non è convertita, soltanto mi sembra 4-5% dei casi la sua famiglia si convertirà. E se una moglie, se una donna del nostro Be Brave viene in chiesa, la sua famiglia non è cristiana, soltanto nel 25% dei casi la sua famiglia si convertirà. Ma se un uomo viene in chiesa e la sua famiglia non è cristiana, nel più dell'80% dei casi la sua famiglia si convertirà. Quindi Be Brazer, uomini di questa chiesa, prendete la responsabilità di chi siete, perché per mezzo vostro possiamo portare tanta vita a questo mondo.
ma indipendentemente che sia uomo, che sia donna, che sia un bambino. Perché, fratelli, se quel bambino porta in chiesa la sua famiglia, anche se è una rarità, il 4% dei casi, magari saranno 2 persone convertite, ne è valsa la pena, perché noi siamo qua per questo. Ne è valsa la pena per uno, ne è valsa la pena, perché noi siamo qua per questo. È per questo che lo facciamo, è per questo che da 21 anni questa chiesa esiste, per portare anime a Cristo. È per questo che abbiamo fatto la maratona. Abbiamo fatto una maratona qualche settimana fa, no? È stato bellissimo, sotto la pioggia. E una testimonianza che ci ha raccontato la nostra pastora è che il giorno dopo della maratona 9 persone hanno cominciato a seguire la chiesa su Instagram. Persone che non hanno contatti con qualcuno della chiesa, non sono amici o parenti. Persone che probabilmente ci hanno visto proprio in quella maratona, perché tutti insieme in un solo giorno è strano. E pensate, fratelli, noi eravamo in pochi, eravamo in quanti? 10 persone più o meno a quella maratona. In 10 persone abbiamo portato 10 persone a seguire la chiesa. Se fossimo stati in 20, in 30, in 50, se fossimo stati tutti quanti noi, 150 persone a quella maratona, una macchia nera in mezzo a quella corsa con scritto B-Church, siamo uni in Cristo, pensate quanto saremmo stati influenti, quanta vita avremmo portato, perché noi lo facciamo per questo. Per questo. È questo che noi dobbiamo fare, per questo, per promuovere la fede negli eletti e la speranza della salvezza. Perché c'è un versetto, Andrea mi dice che ultimamente sto parlando troppo, sto usando troppo questo versetto qua, ma mi sta piacendo ogni giorno di più, quando Paolo ci dice: se è per questa vita soltanto che noi speriamo in Cristo, siamo i più miseri tra tutti gli uomini. Non può essere solo per quello che noi viviamo qua che noi speriamo in Gesù. Sì, abbiamo ringraziato Dio per tutto quello che ha fatto in questi 21 anni. Ha fatto cose veramente sovrannaturali, miracoli, guarigioni, liberazioni, miracoli in ogni ambito nella vita di tante persone, restaurazioni di matrimonio. Ha fatto cose meravigliose in mezzo a noi. Ma se è solo per questa vita che noi speriamo in Gesù, nel suo Vangelo, nella sua morte, nel suo sacrificio, siamo i più miseri, più poveracci tra tutti gli uomini, perché quello in cui noi dobbiamo sperare è la salvezza. E è per questo che noi lo facciamo, per portare persone a vivere questa salvezza. C'è un versetto in cui Paolo, Filippesi capitolo 4 versetto 1, Paolo dice così: perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state saldi in questa maniera, state saldi nel Signore, o diletti. Qua mi piace perché Paolo ci sta dicendo che queste persone della chiesa di Filippi erano la sua allegrezza, la sua gioia e la sua corona. Sapete perché dice questo? Perché queste persone erano persone che Paolo aveva portato a Gesù, erano persone in cui Paolo aveva promosso la fede, era persone a cui Paolo aveva fatto conoscere la speranza della salvezza. E la Bibbia ci insegna che quando noi portiamo una persona a Cristo, Dio ci dà una ricompensa, e questa ricompensa è la corona che Paolo aveva. E diceva: tu che io ho portato a Cristo, tu sei la mia corona. Tu in cui io ho promosso la fede, tu sei la mia corona. Tu che a cui io ho dato speranza della salvezza, tu sei la mia corona. E io, Chiesa, voglio darti una visione oggi, una certezza, un qualcosa che Dio ha da fare in mezzo a noi. Dio ha progetti meravigliosi per questa Chiesa. Come ho detto, io mi fido molto di ciò che Dio rivela alla nostra pastora. Quando Dio parla con lei, io so che quello arriverà, prima o poi quello arriverà. E Dio ha progetti, ha piani meravigliosi per noi. E immaginati una chiesa, un locale più grande di questo. Se tu pensi che questo locale sia grande, no, più grande di questo. Una chiesa piena di persone convertite, che si sono arrese veramente con tutto il loro cuore al nostro Signore Gesù.
una struttura per ricevere persone bisognose, una struttura per ricevere persone che hanno bisogno di attendimento psicologico, un mercato sociale per persone che hanno necessità. Immagina tutto questo. Dio ha cose come queste per noi in quest'anno e negli anni futuri, ma per riuscire a vivere questo c'è bisogno che tutti quanti noi come Chiesa siamo coinvolti, che tutti quanti noi come Chiesa contribuiamo alla crescita di questa Chiesa, perché io e l'Andrea da soli non possiamo fare assolutamente niente. Forse lei può, io no. I nostri leader in casa da soli non possono fare niente. Ma se tutti quanti noi siamo uno in Cristo, i piani, i progetti, quello che Dio ha da fare in mezzo a noi, allora lì è realizzabile. Allora lì Dio potrà cominciare a fare. Allora lì Dio potrà lavorare e dare a questa Chiesa l'importanza che vuole dargli in mezzo a questa città, affinché possa essere una Chiesa rilevante, una Chiesa che possa fare conoscere il vero Vangelo, una Chiesa che promuova fede e che la promuova a livelli estremi, una Chiesa che porti il messaggio della croce e che dia la speranza della salvezza a questa città. Se tutti quanti noi insieme contribuiamo, se tutti quanti noi insieme prendiamo la responsabilità, come Paolo ha detto in questi versetti: a me è stata affidata la predicazione della parola affinché io possa fare questo, e oggi questa predicazione è stata affidata a noi, a tutti quanti noi, e è per mezzo di questa predicazione che noi porteremo persone a conoscere Gesù, porteremo persone a vivere questa salvezza, porteremo persone a rendersi davanti a Lui, affinché i piani, i progetti di Dio si possano realizzare non solo in questa Chiesa, ma in questa città, in questa nazione, in tutto il mondo. Se noi siamo uni in Cristo e insieme ci impegniamo, contribuiamo, viviamo questa visione, viviamo per questo proposito, allora grandi cose, io sono più che sicuro, possono avvenire in mezzo a noi. Grandi cose possono avvenire in mezzo a noi. Tu credi questo? Amen. Se noi siamo uni in Cristo, se noi insieme ci impegniamo, se noi insieme prendiamo la responsabilità di quella parola che un tempo ci è stata data, che ha cambiato la nostra vita, e quella parola la portiamo in tutto il mondo, a noi non ci saranno ostacoli a quello che Dio vuole fare intorno a noi. Porteremo vita, porteremo fede, porteremo la speranza della salvezza, e è per questo che noi siamo qua. E se sei qua per un motivo diverso, comincia a cambiare la tua percezione di essere cristiano. Ma c'è una cosa che a me piace troppo della Bibbia, che la Bibbia è completamente perfetta, e Paolo ci dice in questi versetti che abbiamo letto, Filippesi 4:1, che quando noi salviamo una persona, Dio ci dà una corona. Quella persona che salviamo è una corona sulla nostra testa. Ma che cosa te ne fai tu di una corona? A cosa ti può servire una corona? La Bibbia ci rivela cosa queste corone ci serviranno. In Apocalisse 4, 8, dall'8 all'11 c'è scritto così: perché la nostra vita cristiana è il nostro conquistare anime, il nostro portare speranza della salvezza, il nostro promuovere la fede, ha un fine ancora più grande di portare persone a Cristo. Le 4 creature viventi avevano ognuna 6 ali ed erano coperte di occhi tutti intorno e di dentro, e non cessavano mai di ripetere giorno e notte: Santo, Santo, Santo è il Signore Dio Onnipotente, che era, che è e che viene. E ogni volta che queste creature viventi rendono gloria e grazie a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli, e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistettero e furono create.
È a questo che servono le corone che Dio ci dà. È per questo che noi dobbiamo portare anime a Lui. È per questo che noi dobbiamo portare la speranza, promuovere la fede, cambiare vite. Perché quando saremo lassù in cielo, queste corone che avremo sulla testa, noi le lanceremo davanti al trono e adoreremo Dio giorno e notte, dicendo: è grande in potenza, è grande in gloria, è grande colui che era, che è, che viene, è grande, è degno della nostra adorazione. E noi ci prostriamo davanti a Lui. Queste nostre corone, ogni persona che noi oggi salviamo, è un'adorazione in più che noi porteremo davanti al nostro Signore Gesù quando saremo con Lui nella gloria. E questo è un fine ancora più grande del perché noi siamo qua. Noi siamo qua in primo luogo per adorare a Lui, perché Gesù è il centro di ogni cosa. Gesù Cristo è Dio e è il centro della nostra vita. E la centralità di Gesù deve rimanere per sempre in mezzo alla Chiesa, perché, come abbiamo detto, Lui è il capo della Chiesa e noi siamo qua per Lui, siamo qua per servire Lui. Serviamo Lui conquistando anime, serviamo Lui portando persone a vivere la vita eterna, serviamo Lui riempiendo questa Chiesa, serviamo Lui portando fede, portando la speranza della salvezza, ma lo serviamo perché Lui è degno e merita questo. Prima un fratello mi stava dicendo: Dio ha fatto questo e questo nella mia vita, l'ha riempito in questi ultimi giorni di benedizioni, e le più grandi benedizioni che si possono desiderare forse nella propria vita. E mi ha chiesto: cosa posso fare io per ricambiare questo a Dio? Cosa posso dare io a Dio? Sapete cosa vuole Dio da noi? Tutto. Dio vuole ogni cosa che noi possiamo dargli. C'è una parabola meravigliosa quando Gesù ci dice, a proposito del regno dei cieli, dice: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto. Una persona lo trova, era in un campo, e allora questa persona prende tutto quello che ha, vende tutto quello che ha, e coi soldi che ottiene dalla vendita va a comprare quel campo, perché c'era quel tesoro nascosto. E in questa parabola Gesù ci sta insegnando quanto costa il regno di Dio, cosa vuole Lui da noi. Tutto quello che abbiamo. Lui vuole il nostro cuore, Lui vuole la nostra vita, Lui vuole la nostra disponibilità, Lui vuole la nostra attenzione, Lui vuole la nostra preghiera, Lui vuole la nostra adorazione, Lui vuole la nostra devozione, Lui vuole ogni cosa. Tutto quello che noi siamo disposti a dargli, dobbiamo dargli. E anche quello che non siamo disposti, noi dovremo darlo a Lui. Lui merita tutto questo, è Lui il centro di ogni cosa. Io voglio invitarti ad alzarti in piedi. Chiamo il gruppo di lode qua, e finché sale il gruppo di lode voglio leggere alcuni versetti insieme a voi. E prestate attenzione a come la Bibbia pone Gesù al centro di ogni cosa. Atti degli Apostoli 4:12. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi possiamo essere salvati. Colossesi 1:18. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli che è il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Filippesi 2:9. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Efesini 3:20. Ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che noi domandiamo o pensiamo. A Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Questo è Gesù, è il principio, Lui è il centro, e a Lui deve essere la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Chiesa, alziamoci insieme in questo 21esimo
40° compleanno, che possa essere un anno in cui insieme possiamo portare guarigione a questa città, guarigione fisica, guarigione emotiva, guarigione spirituale, perché Dio ci ha dato questo spirito e questo potere per farlo. Che possa essere un anno in cui possiamo far vivere a questa città il sovrannaturale di Dio. Alziamoci insieme per portare il suo Vangelo, per promuovere la fede negli eletti, per portare la speranza della salvezza e il messaggio della croce intorno a noi. Alziamoci insieme per portare restaurazione a tante famiglie che sono distrutte. Alziamoci insieme per portare la liberazione di Dio. Alziamoci insieme per vivere questa visione che Dio ha per la Chiesa, affinché come Chiesa possiamo crescere e vivere i piani e i progetti che Dio ha per noi. Alziamoci insieme per fare discepoli. Alziamoci insieme per battezzarli nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, e per fare vivere al regno di Dio un tempo nuovo su questa terra. Che possa essere un anno in cui Gesù Cristo possa essere glorificato per mezzo della nostra vita. A Lui è la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù in tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen.